calciatore è anche una parola importante, è quella che mi definisce meglio, perché comunque è la passione che mi ha mosso fin da quando ero piccolino. Faccio un giro, versano un po' di Benvenuti alla puntata numero 25 del nostro podcast Faccio un giro. Come al solito, prima di introdurre l'ospite di questa puntata, vi invitiamo come sempre a iscrivervi al nostro canale YouTube. Ve lo dico sempre, a voi ruba giusto qualche secondo, per noi è molto importante per far conoscere il nostro prodotto. Come dicevo, passo a presentare l'ospite della puntata numero 25, che è Piero Spanu. Ciao a tutti. Benvenuto Piero, sei il 25esimo ospite, quindi qualche puntata è passata, ci siamo abboccati da un po' di tempo, ma come spesso succede con gli sportivi gli impegni sono tanti e quindi solo oggi siamo riusciti a incontrarci. Come ti dovrei definire? Un calciatore, un ex calciatore, un mister? Diciamo che tu sei una figura calciofila a 360 gradi. Sei stato un calciatore per tanti anni, adesso sei un tecnico. Ti senti più tecnico o più un ex calciatore? Ex solo perché hai smesso. Sì, ex calciatore forse è la parola che... Calciatore è anche una parola importante. È quella che mi definisce meglio, perché comunque è la passione che mi ha mosso fin da quando ero piccolino. Poi è stata una cosa naturale rimanere nell'ambiente e rimanendo in campo, quindi siamo passati dal giocare a provare a dare qualcosa di quello che abbiamo ricevuto anche noi ai bambini e ai ragazzi. Solitamente quando deve venire qualcuno ospite, adesso c'è internet che aiuta molto, ti conoscevo però sai, a volte qualcosa sfugge. C'è un sito bellissimo che si chiama Transfer Market e c'è anche Calcio, un altro sito simile, dove tu scrivi il nome del calciatore o allenatore e lui ti dice a grandi linee la carriera. Solitamente con calciatori che hanno giocato a un discreto livello, un calciatore che ha fatto magari solo la prima o seconda categoria non si trovano notizie. E mi ha colpito perché quando ho letto il tuo c'era Piero Spanu, la data di nascita e poi sotto fratello di Gianni Spanu. E mi è venuto da ridere perché ho detto, e questo succede anche dei calciatori professionisti, quelli diciamo che hanno calcato campi importanti europei, specificano, non so perché, la parentela, sai, a volte figli d'arte, fratelli d'arte. Assolutamente. E in questo sito c'era scritto fratello di Gianni Spanu. Però succede anche che se digiti Gianni Spanu, fratello viene di Piero. fuori fratello di Piero. Come adesso, a parte gli scherzi, abbiamo avuto ospite tuo fratello Gianni, una delle prime puntate del podcast, una famiglia appunto di calciatori. Lui ci ha un po' raccontato le sue origini, diciamo che sono simili anche le tue. Ti ricordi i primi anni? Sì, allora, praticamente con Gianni abbiamo iniziato nello stesso anno, diciamo, a giocare a calcio. Io avevo 12 anni, lui ne aveva 11, perché è un anno più piccolo di me. Lo abbiamo fatto in una squadra di quartiere, di quelle che ormai non esistono più, si chiamava San Simplicio ed era allenata da un signore che allora era conosciutissimo nel panorama calcistico olbiese, Lorenzo Macciocco. Si chiamava San Simplicio e ci si allenava in un campo in terra battuta, come erano tutti del resto. Più o meno era situato più o meno dove c'è via Barcellona, dove c'è ora piazza Nassiria. Chiaramente non c'erano reti, c'erano delle porte arrugginite, gli alberi intorno, e il nostro campo d'allenamento era quello. Ho dei ricordi bellissimi. Se penso a come ci si allenava, dove ci si allenava, si può dire in quell'epoca, perché sono passati tanti anni, ora è improponibile, perché una scuola a calcio iniziano a chiedere insomma tutte le normative di sicurezza immaginabili
Adesso è Ora- molto più ora sì, ora- stringente, anche ora- giustamente. Sì, è giusto così, però ricordo che di quando abbiamo iniziato a giocare in una squadra di calcio è quello. Era più o meno, sì, era l'86. Quello che mi aveva fatto riflettere anche di Gianni, che comunque era un'età avanzata per iniziare a giocare. Assolutamente, sì. Hai parlato di 11-12 È anni, vero. adesso si inizia Adesso a si 5 inizia. anni. 5 anni, 6 anni, ora si inizia. Però io ricordo, ho proprio il ricordo di quando si parlava con mio padre, che gli si chiedeva sempre: ma quando ci porti a fare il provino con l'Olbia, quando ci porti? E lui parlava con Pippo, che è stato l'allenatore storico. Lo nominano tutti quelli sì, che perché sono è stato venuti a l'allenatore Totti. di tutti nell'Olbia Calcio, e al quale tanti di noi devono parecchio. Ho il ricordo del fatto che gli chiedevamo sempre: quando ci porti a fare il provino dell'Olbia? Lui conosceva un pochino, ha detto sì, andremo. Questo però è arrivato dopo, ti ripeto, che abbiamo iniziato a giocare con questa squadra di quartiere. Come tutti, diciamo, i ragazzi di Olbia, il sogno, l'hai detto, era quello di vestire la maglia Certo. bianca. Tu l'hai realizzato. Ricordi la prima volta che sei diventato Sì, giocatore dell'Olbia? allora, ricordi ce ne sono tanti. La prima volta, io l'esordio che ho fatto con l'Olbia l'ho fatto in una gara di Coppa Italia a Latina. Avrò fatto una ventina di minuti, tra l'altro posso dire bene, ma bene perché mi ricordo di non aver sofferto l'emozione del debutto tra i grandi, un po' perché i grandi mi facevano sentire parte di loro, facevano sentire la loro fiducia. Però ripensandoci ora c'era anche uno stato durante quella, non so, 15-20 minuti, non ho idea, di incoscienza. Ho il ricordo che giocavo e cantavo. Cantavo una canzone durante, non dico anche la canzone perché poi ridono tutti, però. No, se vuoi puoi dire, anzi. Non ricordo il titolo, dopo te lo dico però. Chi era ti ricordo? l'allenatore? L'allenatore di quella squadra era Sergio Bagatti. Decano degli allenatori. Sì, è lui mi ha fatto esordire in Coppa Italia, e poi con lui, dopo essere stato, perché poi io dopo quell'anno sono andato a Ferrara, dopo 3-4 anni sono tornato in prestito con l'Olbia, ed era lui l'allenatore di quella squadra di ragazzini che nel 94-95 partecipò al campionato di Serie C. Ti dico, era lui l'allenatore perché, essendo uno di casa, potevano permettersi sai, un allenatore che veniva da fuori avrebbe potuto chiedere: pretendo questo giocatore quest'anno. Invece io sono arrivato in prestito all'Olbia dopo l'anno di Colomba qua, che sfiorarono, la squadra sfiorò non c'erano forse i playoff ancora, sfiorò la promozione comunque. E gli costruirono una squadra di ragazzi, 19enni, 20enni. Alessandro Manca, non so se ricordi Nicola Sanna, sì. Danilo Modde, ne dimentico tanti, però eravamo 19enni, 20enni. Allenatore, ora la definirebbero aziendalista, che comunque tra virgolette si accontenta, non ha la pretesa magari di avere acquisti. Sì, quell'anno lì, poi lui ha avuto anche squadre più importanti, però quell'anno probabilmente era un anno particolare, dopo l'anno che si è sfiorata la promozione. Gli fu costruita una squadra per tentare di raccogliere il massimo col minimo sforzo probabilmente, e fino ad un certo punto ti dico anche che ci stavamo riuscendo. Poi a febbraio, in una partita a Saronno, si fece male Ernesto Truddaiu, si ruppe il ginocchio, tra l'altro non voleva uscire dal campo, mi ricordo, ha provato a rientrare, ed eravamo abbondantemente salvi, e da lì era troppo importante per noi, era l'unico giocatore esperto che avevamo. Capitano storico, è venuto a mancare da poco. Sì, Ernesto, quando mi dicevi i ricordi che hai, io ho iniziato ad andare al campo, non so, probabilmente nell'84, quegli anni là.
Ernesto forse non c'era ancora, però c'erano tanti di quei giocatori. Andavo con mio zio perché mio padre non era più tornato al campo dopo uno spareggio dell'Olbia con Latina, perché la viveva con troppa... troppo trasporto. Esatto, non era stato bene, non era più tornato al campo. Io le prime partite che ho visto dell'Olbia le ho viste con due miei zii. Io vedevo tutti quei giocatori, poi tornando indietro da Sapocchetti, Di Francesco, Carrera, poi un pochino più in là Ernesto Trudaiu, Massimo Mariani, Leoncini, che erano erano gli idoli di noi ragazzini, non solo mio, di tutti i ragazzini che si affacciavano al mondo del calcio. Quindi io ho realizzato, perché per me era un sogno, cioè prima li ho avuti come idoli, poi alcuni di loro come compagni di squadra. Come allenatori ho avuto sia Ernesto Trudaiu che Massimo Mariani, che poi è diventato anche mio compare. Quindi sono legato all'Olbia da tante cose, e questa per me era una cosa fantastica, ed è quello che auguro, che mi auspico sempre per i ragazzi che alleno. Loro in questo momento, negli ultimi anni, a loro sta mancando il sogno di arrivare a giocare in prima squadra, ma non perché non ci siano le potenzialità, perché ritengo, e ormai è un pochino che alleno i ragazzi, li vedo, ritengo che i ragazzi che sanno giocare a calcio e che hanno voglia ci sono ancora. Il problema è un altro, secondo me, perlomeno a livello locale, ma un pochino dappertutto. Io ho esordito in prima squadra a 16 anni, ma come tanti di noi a Olbia, non sto a fare i nomi, ma sono veramente tanti, ma in quegli anni là a Tempio succedeva la stessa cosa. Nativi, Ervatin, De Martis, Francesco Frau, un'infinità di ragazzi che a 16-17 anni veniva data la possibilità di affacciarsi a quel mondo, però non erano pronti, come non lo ero io a 16 anni. Ti mettevano dentro, magari qualche qualità ce la dovevi avere sicuramente, però ti davano quella possibilità. E poi lo spazio te lo facevi pian piano. Negli ultimi, non so, quantifico 10 anni, secondo me questa possibilità ai ragazzi non la si dà, ecco, tolta qualche rara eccezione. Noi andavamo in 3 o 4 in ritiro con la prima squadra. Ora succede, però è buttata lì un pochino così, giusto per dargli il contentino. Forse a memoria l'unico ragazzo di Olbia che è riuscito a esordire è Luca Belloni, a memoria mia ultimamente. Sì, Luca, se non sbaglio, ha esordito a 17 anni. Sì, penso che sia uno degli unici. Tra l'altro io sono molto legato a Luca perché se non sbaglio nel 2016, Luca è un 2003, 2016. Io avevo la squadra giovanissimi dell'Olbia, facevamo il campionato Elite. E Luca lo facevo giocare 2 anni sotto età, e qualcuno diceva PMI è piccolo, ho capito, è piccolo però sa giocare a... Sì, era uno dei nomi, io lo ricordo, sì, Luca da bambino. Luca è uno di quei giocatori che quando lo alleni, al di là del fatto che ha qualità tecniche già sue importanti, ti viene anche male a volte correggerlo, perché tu vai a dargli un suggerimento e lui l'ha già fatto, probabilmente anche meglio di quello che tu stai pensando. E questa cosa mi è capitata 4-5 anni fa con lo dico spesso, con un ragazzo del 2010. Li conoscevo tutti perché tra allenamenti individuali che avevano fatto, camp, ormai i ragazzi li conosci. E mi ricordo andiamo a fare un amichevole nel campo sterrato di San Pantaleo. Sì, San Pantaleo. E sai come viene in panchina, ogni tanto qualche suggerimento, anche più di qualcuno, magari anche la giocata sbagliando perché non dovresti. E mi ricordo che suggerimento da parte mia, che so, apri e lui vede una giocata, ma non l'avevo neanche vista neanche io dalla panchina, quindi come se lui l'avesse vista da una prospettiva dalla tribuna. Vabbè, è un caso. Passano 5 minuti, stavo prendendo un altro suggerimento, un'altra giocata ancora più importante. Ho detto stop, non gli devi dire niente, a questi non devi dire niente, secondo me devi cercare di farli crescere sotto altri aspetti, e che poi voglio dire, verità in tasca non ne ha nessuno, ci sono diverse chiavi, devi provare qual è quella giusta. No, a volte capita, io ho avuto, lo racconto sempre agli amici e lo dico a tutti quelli che lo conoscono, ho avuto la fortuna di allenare Davide Arras, l'ultimo anno che era Berchidda, nei giovanissimi io ero
un allenatore alle prime armi, proprio primissime armi, e dico sempre che ho imparato più io da lui che quello che gli posso aver insegnato. Sicuramente, come hai detto tu, questo esempio del suggerimento che ti viene da dirgli qualcosa e ti accorgi che alcuni giocatori ce l'hanno già. Ce l'hanno e vedono di più di quello che hai visto tu dalla panchina. Quando sei immerso nel contesto che hai, l'avversario, il pallone che rimbalza male, la prospettiva è diversa, allora ti accorgi che... Ora lì mi ricordo, dopo i primi 2 o 3 mesi mi sono accorto, ho detto io non ho i mezzi per potergli insegnare più di quello che lui già sa e che ha nel suo bagaglio. Quindi dovevo essere un gestore. Chiaramente essendo un ragazzo molto bravo, veniva preso di mira dagli allenatori avversari che cercavano un po' di provocare, quindi lo dovevi tenere un po' calmo, perché spesso chi ha anche talento ha anche un carattere dove è già un adulto, nonostante abbia 13 anni. Quindi questo esempio me l'ha ricordato. E lì bisogna essere bravi, o perlomeno tentare di gestire, secondo me, le situazioni e il carattere del ragazzo, perché poi magari un ragazzo è bravissimo tecnicamente, però è carente sotto un altro aspetto. E comunque ritengo che ai ragazzi vada dato il tempo di maturare, perché poi ognuno di loro ha il loro tempo di maturazione. Secondo me quello che manca proprio ora, una delle cose che manca è proprio lo vedo dai ragazzi, ti ripeto, che alleno. A loro manca il sogno di arrivare in prima squadra, perché comunque se vai, non sono un amante delle statistiche, però così a memoria, come dicevi tu, l'ultimo ragazzo di Olbia che è esordito o sul quale hanno puntato, chi è stato? E questo non è sicuramente perché i ragazzi non ci sono, ti ripeto. Basta andare a vedere le rose delle prime squadre, ma non dico Serie D o Serie C, guarda l'eccellenza, la promozione, la prima e seconda categoria, ora è pieno di stranieri. Non ho niente contro gli stranieri, però inevitabilmente tolgono spazio a quelli che possono essere i ragazzi che devono maturare. Assolutamente sì. Hai nominato, tornando alla parentesi da calciatore, Ferrara. Appunto, guardando la famosa pagina, ho visto la tua esperienza con la SPAL, che è un club storico. Da poco, ora magari in una situazione fallita, societaria un po' deficitaria, ma che è riuscita ad arrivare alla Serie A dopo tanti anni che mancava da palcoscenici così importanti. Intanto, come sei finito a Ferrara? Come nasce? Perché io mi accusano, soprattutto gli amici che seguono costantemente il podcast, dicono sempre che io sono un piangina, perché specifico sempre che per uno sportivo sardo, e questo è un mio pensiero personale, emergere è più difficile rispetto a un'altra realtà. E questo vale per il calcio, ma per qualsiasi sport. A volte penso, abbiamo trattato di ciclismo, di motori, di tanti sport, a volte per mancanza di strutture, a volte, come può essere nel calcio, per mancanza di competizione, perché se prendiamo il calcio, attualmente ci sono solo 2 club che fanno i professionisti. Sotto tanti aspetti è un handicap stare qua. Noi abbiamo il mare. È così, quindi... ma sì, esatto. Uno, come dici tu, ora ci sono solo 2 squadre professionistiche. E quindi gli spazi sono quelli. Esatto. Qua gli spazi sono quelli. 2, se parliamo della crescita del ragazzo, lo scontro lo puoi trovare con poche realtà. E quindi quello non ti fa crescere. Io faccio un esempio, come sono finito, partiamo dalla domanda, come sono finito a Ferrara? Sono finito a Ferrara perché con la squadra degli allievi, il secondo anno allievi, 90-91 probabilmente, sì, vincemmo il campionato che allora era provinciale, non ricordo ci fosse un campionato regionale, perché giocavamo con le squadre di dintorni, e poi alla fine facevi forse era una finalina con la Torres, col Cagliari comunque. E andammo a giocare in un girone a 3, Olbia, Spal e Cecina. Abbiamo pareggiato su 2 pareggi, 1-1 qua e 0-0 a Ferrara probabilmente. A Ferrara giocavamo benissimo anche qua, ma a Ferrara facciamo proprio un partitone, tanto è vero che di quella squadra poi ci siamo ritrovati a Ferrara in 3 l'anno successivo. L'anno dopo sono arrivati altri 2 ragazzi, uno era mio fratello, l'altro era Mario Fadda, attuale allenatore del Taloro, se non sbaglio. Taloro, sì. Sono un 75 e un 76. E quindi l'opportunità ci è stata fornita dall'Olbia che faceva il campionato, sì, le fasi
le fasi nazionali. Ci siamo finiti così. Torniamo lì alle difficoltà di farsi notare. Probabilmente senza questo saremmo chi rimasti. Era l'osservatore Io poi, all'epoca... perché quando sei ragazzo dici cavolo, evidentemente sono proprio bravo, sono andato a Ferrara, no? Invece no, io ho avuto la possibilità di mettermi in mostra in quelle 2 partite là. Ed questo è quello che il motivo per il quale noi siamo penalizzati qua in Sardegna, perché comunque logisticamente, ti ripeto, se devi fare delle partite importanti devi andare a Cagliari, devi andare a Sassari, ora c'è l'Alghero Cagliari che lavora molto bene, e in ogni caso non hai possibilità di essere notato se non da queste 2 società che sono di livello superiore. E poi la crescita, perché tu io ricordo, faccio un passo indietro, quando giocammo con il Cecina e con la Spal. Ecco la Spal. Cioè, lì ti sei reso conto, cavolo, questi sono bravi quanto me, forse più di me. Ed erano le prime... Questa sensazione io l'ho avuta, avevo già 15-16 anni, con gli allievi, perché comunque andavi a giocare. Esatto, andavi a giocare nei dintorni e non... Anche perché poi c'era una bella selezione in quegli anni, partiva dagli allievi la selezione, c'erano ragazzi un po' di tutto il Nord Sardegna. Quindi comunque era già una squadra importante. No, era una squadra veramente importante. Di quella squadra 7-8 hanno esordito in Serie C, poi hanno fatto non è roba da poco per noi. Quindi ti dico, la prima sensazione di difficoltà vera l'ho avuta, lo ricordo come fosse oggi, l'ho avuta in quelle partite là. E ora? Non mi basta più quello che facevo. Tu immaginati se questa sensazione la vivi ogni domenica, ogni sabato, quanto ti fa crescere. E l'ho rivissuta questa esperienza con i ragazzi del 2010, 2 anni fa. Abbiamo fatto il campionato Under 14 nazionale. Che era, se non ricordo male, sperimentale, non lo facevano. Sai che forse era il primo anno. Tant'è anno. vero che la Torres non lo fece, noi l'abbiamo fatto invece come Olbia. E lì si è visto dalla base di partenza, quindi da settembre, quando è iniziato il campionato, quando abbiamo finito, è un miglioramento pazzesco, al di là del lavoro che c'era settimanale. Il confrontarsi con Fiorentina, Empoli, Juventus, ma anche semplice Pontedera, Pisa, Carrarese, che sono in realtà ai nostri livelli, e quello ti aiuta a crescere, perché quando tu affronti, come si dice, parietà con le tue qualità, li devi tirare fuori, quello che anche non credi di non avere. Per rimanere alla Toscana, hai nominato 3-4 società, quelli nel giro di 100 km hanno 6, 7, 8 società professionisti. Così. Quindi chiaramente anche lì, magari un anno sei lì, un anno sei là, si fregano tra di loro i giocatori e c'è sempre un livello alto, cosa che noi qua non possiamo fare. Qua non lo puoi fare, qua infatti quegli anni, ho fatto 2 o 3 anni, per ovviare comunque a questa difficoltà cercavamo di organizzare delle amichevoli settimanali, quasi ogni settimana. Con prime squadre? Con ragazzi di almeno 2 anni più grandi, oppure con società importanti quanto noi, della stessa qualità. Però poi quando vai là ti rendi conto che è lì che cresci. Ed è per questo che mi permetto di dire che è falso, perché poi sento delle banalità, perché per me sono banalità, non ci sono più ragazzi che hanno voglia, che hanno qualità. Per me non è assolutamente vero, non gli si dà semplicemente la possibilità, tenuto conto anche il fatto che per noi qua in Sardegna è molto più difficile. Però quando fai quei tipi di campionati poi hai parametri per poter capire se un ragazzo può stare in determinati contesti o meno, perché a fine anno ti rendi conto che se un ragazzo risulta sempre tra i migliori in campo, ma non della tua squadra, in senso assoluto di quella partita, e lo fa per 1, 2, 3, 4 partite, vuol dire che qualcosa c'è. Poi è un terno all'otto, perché hanno 14 anni, i 3-4 anni successivi sono molto importanti per tanti aspetti. Quanto è stata importante per te, in un'età giovanissima, questa esperienza fuori? Perché comunque la prima volta, probabilmente lontano da casa, non è solo un'esperienza di sport, è anche un'esperienza di vita. Sì, allora, importante
E com'è andata soprattutto? È andata, partiamo dal presupposto che io sono innamorato di Ferrara, perché poi Me l'ha detto un sacco di gente che è una città stupenda, io non ci sono mai stato, ma... È una città, credo che lo sia ancora, è bellissima, ora non so come si viva, ma è 4-5 anni che non ci vado, probabilmente l'ho vissuta in un momento bellissimo anche per il calcio lì a Ferrara, perché sono arrivato, erano appena... Chiaramente io facevo le giovanili, sono arrivato a Ferrara e la prima squadra arrivava dalla Serie C2, ha stravinto un campionato e allo stadio non c'erano mai meno di 15.000 spettatori. Nelle partite importanti c'erano 20.000 spettatori. Tu puoi immaginare l'entusiasmo della gente. Noi, facendo parte della primavera, insomma, eravamo attaccati alla prima squadra e lo sentivamo tutto questo. E lì inizi a sentirti, perché comunque è una piazza molto importante, a livello di Serie C credo che sia stata sempre una squadra storica, una delle piazze più importanti in Italia. Lì ti senti giocatore anche se non lo sei ancora. È stata importante, mi ha fatto anche crescere, anche se poi eravamo abbastanza coccolati e viziati, perché non è che stavamo là e cucinavamo noi, ci facevamo da mangiare, quindi stavamo in una palazzina dove c'erano tutti i ragazzi del settore giovanile, qualche giocatore della prima squadra, però la prima esperienza fuori comunque è quella che ti fa... arrivano comunque momenti, nonostante tutto fili quasi sempre liscio, arrivano sempre i momenti nei quali qualche difficoltà ce l'hai, un po' perché non giochi, un po' perché non vai bene a scuola, magari non hai la ragazzina, ti manca la famiglia, quindi queste cose ti fanno crescere. E le ho rivissute in questi anni, perché qualche ragazzo di quelli che allenavamo dalla squadra che dicevo è andato a Cagliari. E il legame che si crea con questi ragazzi è fortissimo, ed è una cosa bellissima. Quindi prima che partissero magari abbiamo fatto una chiacchierata con qualcuno di loro, ho detto guardate è bello, state andando a Cagliari, ora c'è un entusiasmo pazzesco, però sappiate che andrete incontro anche dei momenti di difficoltà dove ti sembrerà tutto, poi la famiglia ce l'hai lontana, non ce l'hai a fianco, dove ti sembrerà tutto nero, non ti va bene niente, quelli saranno i momenti durante i quali dovrai tener botta. Poi hai detto sei tornato ad Olbia e leggendo, diciamo, la tua carriera hai praticamente giocato, tolto il Cagliari, nelle principali realtà storiche del calcio sardo. Cosa ricordi di queste esperienze? Ne hai qualcuna a cui sei più legato? Qualche racconto per importanza, visto che hai vinto anche più di qualche campionato? Quindi... Allora, chiaramente, sono felice di aver giocato nelle squadre che allora erano squadre importanti in Sardegna, anche se in categorie minori comunque il blasone rimaneva, che a tanti non piace, però dire che ho giocato anche con la Torres, era in una categoria meno importante rispetto a quella che in genere le compete. Torres, Nuorese, Tempio, ho ricordi belli di tutte le esperienze, però la cosa che ti rimane nel cuore è quando giochi in casa con l'Olbia, abbiamo avuto la fortuna, perché poi si devono incastrare tante cose, di vincere il campionato di Serie D nel 2001-2002. Tra l'altro io credo che quella sia stata l'ultima promozione diretta dell'Olbia, perché poi quando è salita nella Marina, se non sbaglio era tramite il playoff. Sì. Quindi quello, quando vinci poi è normale che ti rimangano solo ricordi bellissimi. E ricollegandomi a quello che dicevamo prima, quella era una squadra fatta di 20, tolto qualche ragazzo che ha fatto qualche apparizione, di 20 giocatori. Guardavo l'altro giorno, erano quasi tutti sardi, tanti di Olbia, credo che fossero in 5 che venivano dal continente, diciamo. C'era un libero che era Civero, Ermini, Bolognesi, ma veramente pochi.
Quindi ha forte anima sarda. Forte anima sarda. Questa è dimostrazione del fatto che bisognerebbe puntarci un pochino di più, ecco, e avere pazienza, perché poi quella, noi vincemmo il campionato, però l'anno prima non è che facemmo un campionato così importante, era una squadra fatta da giocatori che arrivavano da qualcuno dal Tavolara, qualcuno di noi che era nell'Olbia però c'era riarrivato da poco, perché c'è da dire anche questo, tanti di noi prima di tornare all'Olbia, di fare la Serie D, la Serie C, hanno girovagato un po' per squadre di eccellenza, categorie inferiori. Ricordi qualche nome di questa squadra? Di quella, immagino li ricordi no, tu. Ricordo tutti, c'era Giovanni Coscione in porta, poi avevamo dei fuori quota che sono stati forse la nostra forza, perché poi si tratta di quello, quando azzecchi fuori quota giusti. All'epoca c'era la famosa regola, esatto, tanto discussa, dovevano giocare quanti, ricordi? Sai che non ricordo, quell'anno fossero 3 o 4, giocava Torre Melino che era un 81, o lui, spesso lui, poi giocava Alan Barilli che era un giocatore di Barisardo, l'anno precedente era col Tavolara dove giocava anche mio fratello, poi c'era un Diego Di Gennaro, Enrico Azara, un ragazzo si chiama Alessandro Lai, nelle parti di Cagliari, lui era un 82, Lello Muzzoni, l'ho detto? No, Lello Muzzoni, un 82, che io credo che è uno dei giocatori più talentuosi che ci siano stati a Olbia. Ha avuto Lì io non credo tanto nella sfortuna, perché poi alla fine credo che un giocatore nella sua carriera raccolga quello che più o meno quello che merita. Lello secondo me è stato veramente sfortunato, ha rotto 2 volte il crociato, ma va una classe, e sono quegli infortuni che ha rotto 2 volte il dicono crociato. sì, si torna, però no. qualcosa anche a livello mentale. Io ho vissuto la rottura del crociato a 24 anni, 25 anni. Non avrei fatto molto di più, non voglio dire quello, però ti limita parecchio, perché poi inizi a livello mentale, ti toglie tante sicurezze. Nel mio caso non ritorni quello che eri prima, anche perché ho iniziato a farmi male, una volta polpaccio destro, una volta polpaccio sinistro, e poi ti senti... Perdi un po' quell'equilibrio fisico. Poi col mio carattere, nel senso mi sentivo anche in difetto nelle società dove giocavo, perché questo lo prendiamo e poi si rompe. Si innesca un meccanismo tutto particolare. Siamo partiti dal fatto comunque che dicevamo, stiamo dicendo la tutte le squadre, quella era la squadra che aveva vinto il campionato. Quelli erano i fuori quota, poi c'era già Mario Rassu, Siazzu, mio fratello, Civero che era un libero che veniva dalla Dispoli, se non sbaglio, da quelle parti là, aveva giocato in Serie B col Bari. C'erano tanti, Esposito, tu non so se ricordi Ciccio Esposito, era una punta, l'ho visto a fine carriera che era grande, ma si vedeva che era un attaccante centrale che sai di quelli che fanno giocare bene tutti gli altri. Io ricordo che quando giocava Ciccio ero sicuro di fare la mia partita, quando giocavano Gianmario e Gianluca se non vado, tanto non mi arriva la palla. Giocavano loro due. Hai nominato Gianluca nella sua puntata, oltre a aver raccontato una marea di cose. Gli ho anche fatto la domanda perché mi faceva sorridere. Ogni 10 minuti lui sottolineava che aveva un carattere fumantino, ma l'ha ripetuto una trentina di volte. Alla fine gli ho detto, già uno che lo ammette, già avere la consapevolezza, sì, lui ha... l'ho visto molto, forse perché stava per compiere, aveva appena compiuto quando abbiamo fatto l'intervista, a 50 anni, e io gli ho chiesto quando avrebbe appeso le scarpine, e mi ha detto guarda, faccio l'ultima stagione e poi mi ritiro, mi ha detto. E anche aggiunto, l'ho visto molto, molto onesto mentre lo diceva, cioè ci credeva veramente in quello che diceva, che il carattere l'ha un po' limitato. Ha detto poi magari non è che avrei fatto per forza, però ha detto in molte situazioni in certe avere situazioni, un carattere del genere... Allora io con Gianluca ho giocato diversi anni con l'Olbia, Tavolara, Nuorese, San Teodoro, quindi lo conosco come le mie tasche. E certo, in certe situazioni lo ha limitato parecchio, ma non soltanto per quello che poteva essere il rapporto con l'allenatore o con i compagni, perché comunque Gianluca
quello che doveva fare lo faceva o lo diceva, anche per il fatto, cioè se tu ti innervosisci poi non rendi come dovresti rendere. Chiaramente io credo che anche questo sia un aspetto che fa sì che tu possa giocare in determinate categorie, perché come qualità Gianluca avrebbe potuto fare 1 o 2 categorie superiori sicuramente. Gianluca è arrivato sino alla C2. Sì. Ok, in Serie D ha fatto una valanga di gol, in Serie C credo meno, anche perché si fa fatica a contarli. Sì, gli ho detto che avevo trovato un articolo, tipo 700 gol. E ancora... E poi ti fa dimostrare quanto era sul pezzo, il fatto che, ora non ricordo, io comunque una volta era uscito qualche articolo, insomma, che parlavano del gol di Ragazzo e Gianluca aveva ribattuto, no, guarda che ne mancano. Anche questo ti fa capire il carattere di Gianluca. Se c'era una punizione la voleva calciare lui, se c'era un rigore lo doveva calciare lui. Ricordo una volta un episodio dentro gli spogliatoi, l'anno che vincemmo il campionato, forse era la partita contro il Seregno, e insomma Foschi non fa giocare né me né lui. Io ne ho fatte diverse che non partivo dall'inizio, parecchie, giocavo, non giocavo, mi faceva sempre entrare, però per lui questa cosa succedeva un pochino meno, doveva decidere se giocare con 2 o 3 attaccanti, e mi ricordo che Luciano aveva l'abitudine, prima cosa faceva la formazione e dava le maglie 1 per 1. Lì io capivo, quando faceva così, perché ci sono state le prime 10 partite, 9 partite che giocava, quando faceva così con la numero 5, io capivo che non dovevo giocare, mi incazzavo, ma sai come sono i giocatori. Beh, certo, si vuole sempre giocare. E questa era un'abitudine. L'altra abitudine è che si metteva sulla porta dell'uscita degli spogliatoi prima dell'infermeria a dare il 5 a tutti i giocatori. La formazione non la sapeva nessuno prima della partita. Luciano fa la formazione e mi ricordo, io offeso, passo, mi giro dall'altra parte, do il 5 e vedo Gianluca, io esco dagli spogliatoi e mi aspetto sulla porta e vedo Gianluca così che batteva i piedi e Luciano che era lì confrontato dagli 5, non gliel'ha dato. È iniziata la partita, era quella partita, Gianluca entra, fa gol, vuoi capire cosa è successo? Tutti a far da barriera, nascondendolo perché l'ha riempito, l'allenatore di ogni cosa. Però quello era il suo carattere, è quello che gli ha fatto fare anche tutte le cose che ha fatto, perché sì, in certe cose lo ha limitato, però era probabilmente era anche il suo punto di forza. Lui ha detto, io dovevo giocare sempre. Sì. Non solo, ha detto, può sembrare anche un atteggiamento un po' presuntuoso, ma non era devo giocare perché sono io. Lui ha detto, io avevo troppo amore per questi colori, per me non poter dare una mano. E ha raccontato un episodio con un allenatore a una finale play-out con che Carboni, praticamente non l'ha fatto giocare. Sì, me l'hanno raccontata. Sono arrivati allo scontro. Io gli ho detto sincero, per esserti definito fumantino hai resistito anche troppo, perché... Ma io ne ricordo un'altra sempre dell'anno di Foschi, che era l'allenatore che ci ha fatto vincere il campionato. Insomma, un diverbio acceso con un altro giocatore importante della nostra squadra. Si prendono e ricordo che Luciano li manda tutti e 2 negli spogliatoi. Quel giorno c'era al campo anche un dirigente, c'era anche Francesco Soggiu, un dirigente storico, e mi ricordo che uno rimane in campo, non poteva mandare tutti e 2 assieme negli spogliatoi perché sarebbe stato un patatrack. Uno rimane in campo, che non era Gianluca, e Gianluca va negli spogliatoi. Dopo, ora non so quantificare, probabilmente 10 minuti, un quarto d'ora, decidono di mandare dentro anche l'altro. Come ha aperto la porta, sembrava un gatto che è stato in prigione per non so quanti anni. Ora ridi, ma... Sì, all'epoca immagino, ma lui bellissimo, l'ha ammesso, lui l'ha detto. Sì, ti ripeto, quello può essere stato un limite, però anche è anche il suo forza, punto certo. di forza, quello che io ritengo che non avevo io. Ti ripeto, non avrei fatto molto di più, però io ero per il quieto vivere, sapevo calciare bene anch'io, ritengo di averlo fatto bene.
Però che c'è Gianluca Siazzu, non mi ci metto io. Gianluca fa gol, Lello Muzzoni fa gol. Gianluca non l'avrebbe... No, Gianluca la calcio io. Se c'è una punizione la calcio io. Poi ti posso stare sulle palle, passatemi il termine, quella là, però la devo calciare io, la calciava lui. Io gli ho ricordato un episodio, ero andato a vedere una partita, l'ultima partita di Vanni Varola come arbitro in Serie D. Amici, andiamo a vederlo, e lui giocava con l'Arzachena contro il Budoni, fa un gol clamoroso di punizione dopo che l'avevano veramente insultato tutta la partita. Puoi immaginare quando è venuto sotto la tribuna cosa... Però ha fatto uno dei suoi classici come che lo vedo. E quando gli ho detto qual era lo spirito che gli facesse fare ancora questa vita da calciatore, lui ha detto l'amore per il gioco, perché se pensassi a tutto quello che gira intorno al calcio adesso avrei smesso. Sono d'accordo. Però ha detto io ho voglia di allenare, la domenica ho voglia ancora di fare fatica. Chiaramente ha detto la mia famiglia che mi appoggia, perché comunque ogni domenica assolutamente. Tant'è che a Gianni ho detto tu pensa che tu hai smesso da più di 10 anni, lui ancora sta giocando e anche quest'anno e fa bene, ti dico che fa bene, perché comunque quando smetti... Io non ho smesso, a me mi hanno fatto smettere, nel senso che comunque giocavo in eccellenza con l'Olbia, l'ultimo anno che ho giocato. Comunque hai smesso in una categoria importante. In eccellenza, era l'anno della ripartenza dopo il fallimento, non era il fallimento, dopo la retrocessione dell'Olbia di Rusconi, era 2010-2011. Avevo 37 anni, la dirigenza che era fatta di ex calciatori, l'anno della ripartenza, Pino Scano e compagni, non ero tra i riconfermati. Io con la testa da giocatore pensavo, ma come no? Se costruiscono una squadra intorno a me, perché no? Però non funziona così. E avevo qualche proposta in eccellenza, però sai, 37 anni dopo che hai girato, hai viaggiato a Sassari, hai viaggiato a Nuoro, hai viaggiato a Santa Teresa in Serie D, l'idea di startene a casa ti piace. Non avevo voglia di smettere, però è stato anche il momento per iniziare quello che comunque avevo sempre in testa da allenare, perché poi ho iniziato a fare il secondo. Un rimpianto? No, però mi mancava, perché io ho passato il primo anno e mezzo, perché poi ho fatto il secondo con Raffaele Cerbone l'anno successivo e poi con Massimo Mariani, mio compare, finché non l'hanno mandato via. Finché non è stato esonerato sono andato via anch'io, però ricordo che come che c'era lo spiraglio per fare la partitina, mi infilavo dentro e stavo anche bene. Avrei potuto continuare da un'altra parte. Quindi dico, Gianluca fa bene finché il fisico lo sorregge. Fa bene perché è quello che ti dà comunque lo stare in mezzo ai tuoi compagni e a fare la cosa che ti piace, perché poi è la vita che hai fatto. Non dimentichiamoci che a 50 anni significa che almeno 40 anni di campo li hai passati lì, ed è quello che hai sempre fatto. E quando smetti, perlomeno per me è stato così, mi piaceva quello che stavo andando a fare, però ricordo che sei passato dallo spogliatoio, io più ero un giocatore che un collaboratore, diciamo, perché comunque passi dall'essere nello spogliatoio con 18 ragazzi a essere nello spogliatoio ristretto dello staff, col primo, il preparatore, dove gli argomenti sono altri. Non c'è lo scherzo che magari c'è con un compagno. È comunque diverso, devi pensare sempre a... Non ci può essere il momento di... Sì, e anche il tipo di responsabilità, lì è divisa in 20 giocatori, qui ti cambia tutto, per quello ti ripeto, fa bene finché riesce a... Massimo Mariani, mio compare, dice sempre, prima ricorda che quando giochi tutto bello, ti pagano anche. Quando smetti devi pagare per giocare, perché se tu vai a fare una partita a calcio devi pure pagare per giocare. Noi l'abbiamo fatto sempre gratis, anzi ci hanno pagato. Quindi ed è per questo che comunque, a parte queste prime esperienze coi grandi, ti sei dedicato ai ragazzi? Oppure perché... No, guarda, io... Ti piacerebbe? Già, no, non mi piacerebbe perché più che ci ho provato, ho vissuto l'esperienza e ho avuto la possibilità di accettare qualche proposta, però... Perché alcuni ex calciatori, proprio perché a Gianluca, proprio adesso non per citare sempre lui, gli ho chiesto se non lo sa se gli piacerebbe e gli ho detto vorresti un calciatore come te in rosa, come lo gestiresti? E lui ha detto dal punto di vista calcistico sì, partiremo sempre 1-0 e va bene. Dal punto di vista caratteriale... Gianluca diciamo che non è uno che se è arrivato a 50 anni puoi dire Gianlu, oggi
oggi parti dalla panchina. Oppure li vuoi insegnare, magari immagino adesso che sta giocando in terza categoria, insegnare come si sta in area di rigore. No, o chiedergli determinate cose. E se hai Gianluca Siazzu sai che lo devi gestire in una determinata maniera. Tra l'altro ho visto una sua partita l'anno scorso, 2 anni fa, quando giocava alle Salette, quindi 2 anni fa. Paradossalmente Gianluca potrebbe giocare in categorie, renderebbe di più in categorie superiori, ma semplicemente per un fatto, per i compagni che lo circondano, perché Gianluca non è che gli puoi chiedere 2000 volte di fare quando fa il movimento gliela devi mettere e sai che lui non è difficile che sbagli. È incredibile, perché ogni volta che vai a vedere le classifiche dei cannonieri, qualsiasi sia la categoria, lui ora non gliela voglio tirare, però cioè uno, ripeto, ma poi ha detto che smette. Di cifre, ma poi ha detto che smette. Così ha detto. Vediamo. Mi ha detto l'unico campionato che non ho mai vinto è la terza di quelli, diciamo, quindi vediamo. Come ho detto, quando mi devo preparare sugli ospiti, anche se un po' li conosco, vado a scandagliare i siti internet, e ho trovato un'intervista che ti hanno fatto qualche anno fa, se non sbaglio il 2016, di Gallura Oggi, facciamo anche pubblicità, e mi ha colpito una frase, mi confermerai che l'hai detta, non se l'hai inventata giornalista, che hai detto, tornando a parlare di Gianni, che se ci fosse stata la possibilità di fondervi in un unico giocatore, sareste stati, tra virgolette, il giocatore perfetto. Della serie, tu hai caratteristiche che magari a lui mancavano e viceversa. E ne approfitto di questa frase per chiederti qual è il segreto, perché comunque 2 fratelli nella stessa famiglia che comunque hanno una carriera importante, tutti e 2 con talento, cosa conta secondo te? Il DNA? È una questione di DNA, di primi anni che avete avuto? A parte che abbiamo sempre fatto 2 sport differenti, io e Gianni. Credo che si offende. Sì, se la prende un pochino, ma poi capisce. No, allora io ritengo, ho detto anche a qualcuno che Gianni, se io avessi iniziato ad allenare come volevo fare, Gianni sarebbe stato uno dei giocatori, dei calciatori che avrei voluto con me, per quello che riusciva a dare ai compagni nello spogliatoio, perché comunque al di là della grinta, non può essere solo grinta, se tu non hai un minimo di cervello. Gianni aveva anche credibilità nello spogliatoio, carisma. È importante, carisma, però sai, il carisma, se è nella maniera sbagliata, è devastante dentro uno spogliatoio. Sì, puoi avere carisma ma non essere credibile agli occhi degli altri. Quindi era importante il momento, coglieva il momento dove doveva intervenire, poteva intervenire e aveva la capacità di farlo, ti ripeto, al momento giusto, nella maniera corretta, e questo credo che gli sia riconosciuto tuttora in quello che fa nella scuola calcio, ecco. Quindi sì, io dissi che probabilmente mettendoci assieme sarebbe uscito qualcosa di carino. Quello che mancava a lui ce l'avevo io. Sì, mi aveva colpito questa frase che avevo sì, letto. perché poi in realtà è così. Io ricordo, io ti dicevo che ho rotto il crociato, no? A quanto pare me lo sono rotto in 2 momenti diversi. La prima sembrava una semplice distorsione, un interessamento di un altro legamento del collaterale, quindi avevo fatto del potenziamento e poi dopo 3-4 mesi ho ripreso. 1 anno tranquillo, senza nessun problema. Dopo 2-3 mesi, l'anno successivo ancora, infortunio. Però io non sapevo di aver rotto il crociato già in precedenza. Quando vado a fare la visita preoperatoria, ho portato tutti i referti e il professor Floris di Cagliari, allora li operava tutti lui qua, ma lei mi dava lei aveva già rotto il crociato in questa occasione. È impossibile, ho detto. Io ho fatto poi 1 anno e mezzo. Se hai una conformazione particolare, non ricordo, sì, un buon tono muscolare, ricordo che era importante come muscolatura, e sei riuscito a giocare. Però io mentalmente, sapendo una cosa del genere, non sarei riuscito. Invece ricordo Gianni, l'anno di Foschi, sì.
che lui è andato anche lui da Floris perché doveva essere operato in artroscopia, visto che c'era un pezzo di legamento ancora, e lui ha fatto richiudere, ha continuato a giocare. Non l'ha operato. No, non l'ha operato. Io ricordo che una partita aveva già ripreso in maniera già importante, non poteva calciare con un piede e calciava con l'altro. Io una cosa del genere mentalmente Non l'avresti affrontata. non l'avrei affrontato. No, non... Anche perché è per questo comunque che siamo è un diversi. pensiero. Certo, che però ti condiziona. Sì, sì. Quindi è per questo ti dico, magari abbiamo fatto qualcosa di carino, niente di più di quello che abbiamo... Io lo ricordo l'ultimo anno, lui l'ha fatto a Berchidda, Sì. e io facevo parte dello staff di Giampaolo De Cortes e lui aveva 40 anni. Chiaramente, come diceva spesso lui, era un acciacco continuo con l'età, dolori, Sì. quindi faceva fatica ad allenarsi con continuità. Lui- Però in campo, quando hai l'esperienza Certo. che compensa... Poi sei fatto, che ne so, una vita in Serie D in eccellenza, scendi di 2 o 3 categorie e puoi gestirla benissimo anche stando male. In eccellenza non la reggi più. Se sei un giocatore Certo. d'eccellenza, chiaramente non lo reggi, questa cosa non la reggi più. Sto per dire un'altra cosa, ma mi sono scordato. Vabbè. Mi tornerà in mente. Torniamo all'Olbia. Sto per farti una domanda che so che per gli olbiesi doc l'ho fatta a tanti, è un tasto un po' dolente. L'Olbia attualmente sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia o comunque degli ultimi anni. Dopo l'acquisizione del presidente Marino, l'Olbia ha ritrovato i professionisti, ha fatto, se non ricordo male, 8 stagioni dove è tornato Legato. il calcio importante in città, e poi improvvisamente tra una cessione e un'altra ogni anno, negli ultimi estati calde, difficoltà a iscriversi, personaggi poco chiari agli occhi di tifosi e stampa. Al momento attuale in cui stiamo registrando sembra che sia arrivato un nuovo proprietario, ma ancora è tutto da definire. Lo spero, anche se poi non è riferito all'ultimo proprietario o chi sta facendo la trattativa. Parlo ad esempio di Giovanni De Cortes del comitato, che ritengo sia una persona seria, però ultimamente un pochino poca fiducia anche perché probabilmente siamo scottati dall'ultima esperienza della dirigenza. Tu hai detto forse io penso che questa sia stata la dirigenza più scandalosa della storia dell'Olbia Calcio. Ma non ho paura, io ho vissuto l'epoca di Mauro Puzzu, Rusconi no, però poi Marino, Scanu, quindi presidenze ne ho viste diverse, prima prima da storia giovanile, poi da calciatore della prima squadra, poi da allenatore, e non ho perché devo nascondere che questa sia, ti ripeto, la dirigenza più assurda. Io credo che non abbiano, ma non è parlare male questo, io credo che non abbiano imbroccata una da quando sono arrivati. La cosa che mi ha toccato maggiormente, sì, la prima squadra, perché comunque siamo legati però io ero nell'Olbia quando loro sono arrivati. Loro parlo, non li nomino neanche, parlo degli svizzeri. Ricordiamo che tu eri un allenatore. Io ero allenatore dell'Under 14. Ho ancora i messaggi del telefono, credo che siano 29-30 di agosto, nei quali dico ai ragazzi: aspettate, perché l'Olbia è sempre l'Olbia. Non hanno ricevuto una chiamata. Poi chiacchieri con chi è nell'ambiente, dice ma erano troppo impegnati. Ora sto parlando dei ragazzi, della prima squadra parleremo dopo. Erano troppo impegnati per interessarsi al settore giovanile. Ma scusa, quando sei troppo impegnato, delega. E non dico che devi delegare Gianni Spanu, che tu magari ritieni possa essere un tuo, non so a quale titolo, competitor, che ha lavorato con te fino a... Ma lascia stare Gianni. Delega un altro responsabile che è stato a Olbia, che non ha una scuola a calcio, che conosce, sì, ma che ha lo storico, che conosce il valore dei ragazzi e degli istruttori anche. Invece hanno disperso un patrimonio enorme, fatto di un centinaio di ragazzi, perché dalla 14 alla 17, non conto la primavera che era formata quasi esclusivamente da tutti i 5-6 da ragazzi che venivano da fuori.
Però tra quei 100 ragazzi, credimi che ce n'erano di validi. E, ok, non hai il tempo di pensare al settore giovanile perché sei impegnato nella prima squadra. Facciamo un nome: il responsabile con Marino negli ultimi 2 o 3 anni era Emiliano Becker. Delega Emiliano Becker, che tra l'altro non aspettava altro, forma 2 squadre, Under 17, Under 16, Under 15, quello che è, non so cosa bisognasse fare nei regionali. Invece niente, li hanno lasciati. Ora lascia stare quei ragazzi che per fortuna loro, per bravura loro, sono andati a Cagliari, alla Torres. Sono anche felice di questo, perché tra virgolette in piedi. Ma no, noi lavoriamo per quello, noi che andiamo in campo lavoriamo per far crescere i ragazzi, no? Non è che me lo devo tenere qua, no? Se poi hai maniera di andare alla Torres, che ora è un pochino meglio di noi, ha il Cagliari che ti ripeto, lavoriamo per quello, la soddisfazione è anche quella, però gli altri si son dispersi. E quindi quando parliamo dell'Olbia, io parlo prima del settore giovanile, che hanno disperso un patrimonio enorme, hanno buttato via del lavoro importante. Perché ricordiamo che non solo fatto da me, da noi, intendo con quello che c'è stato negli ultimi, perché poi il settore giovanile non si tratta di un anno, si tratta di lavoro 4, 5, 6 anni. Dicevo quello, risaliti in Serie C, in Lega Pro, fai i campionati nazionali, quindi 8 anni di storico dove hai ricostruito a fatica, perché ti ritrovi in un mondo totalmente diverso. Esatto, e lì hai la possibilità, i ragazzi hanno la possibilità, che è quella che ti dicevo io, di confrontarsi settimanalmente con realtà importanti quanto te e molto più importanti, ed è quello che ti fa crescere. Quindi fiducia, aspettiamo e speriamo che questi nuovi proprietari abbiano intenzioni serie, siano le persone serie, però ti ripeto, siamo già scottati dall'ultimo anno e mezzo, perché poi io non riesco a capacitarmi di una cosa. Oramai al giorno d'oggi, come dici tu, digiti Piero Spanu anche dove vado a fare colazione, voglio dire. Certi personaggi non bisogna spalleggiarli, o comunque speriamo bene. Ti faccio un'altra domanda sempre su questo tema. Da esterno, non chiaramente da persona di Olbia come puoi essere tu, perché se è così difficile fare calcio a Olbia in questo momento? Ma io credo che il cioè perché vengono attirati personaggi che magari poco hanno a che vedere col calcio? Allora, io credo che in questo momento sia difficile fare calcio ovunque. Non esiste più chiamiamolo una proprietà, un patron come poteva accadere fino a 20-25 anni fa, magari uno del posto. Ora, come vedi anche in Serie A, tutti fondi o insomma radici non ne hanno nel territorio. Credo che Olbia sia molto appetibile sotto tanti altri punti di vista per un imprenditore o per degli imprenditori o per gente che non so cosa abbia in testa o cosa abbia avuto in testa. Quindi abbiamo un po' vissuto con l'Arzacchena, è arrivata una proprietà forte che aveva la pallanuoto, anche la Prorecco, lo Spezia se non ricordo male. Sì, poi, è vero, questa l'avevo rimossa. Qualche anno hanno tra virgolette abbandonato, deciso di... Poi io non so cosa sia successo o cosa succede in questi casi, però ti ripeto, se tu non hai veramente le radici nel posto è difficile che tu possa intraprendere questa strada se non hai altri interessi o altri fini. Questo è anche un peccato, perché non so se quei tempi, voglio dire, torneranno ancora. Io seguo molto, sia per deformazione professionale che per curiosità, anche i commenti agli articoli nei social riferiti a queste questioni, e ci sono quelli che snobbano un po' l'argomento e dicono sì, ma le cose importanti sono altri, come se la squadra di calcio fosse parlare di FUFA, quando veramente in un mondo che ora è in difficoltà per tante cose, anche a livello economico, ci sono cose
chiaramente più importanti. Beh, certo. Ma come diceva, adesso non ricordo se l'ha detto Mourinho o Sacchi, il calcio è la cosa più importante tra le meno importanti. Invece è importante perché la squadra di calcio è l'espressione di una città, di una popolazione, è una delle poche cose che unisce. Adesso stiamo parlando dell'Olbia, ma succede in tutte le città. Il tifo per una squadra unisce persone che magari a livello politico la pensano in maniera diversa, magari a livello caratteriale sono diversi. Ecco, la squadra di calcio è un qualcosa che unisce un gruppo di persone. Dovrebbe, sì, dovrebbe unire. Cioè quello che vedo io, ora non ho la pretesa che il nostro podcast sia la Bibbia, però è capitato di intervistare diversi personaggi che ruotano attorno al calcio olbiese e di questi ce ne fosse uno che è stato coinvolto. Ora, uno no, l'altro no per un motivo, cioè ci sono tante persone che hanno fatto del calcio una questione importante e nessuno è stato coinvolto, o magari sì, ma se ora ti faccio uso te come esempio, magari ti hanno anche cercato, ma se non sei lì vuol dire che o non era credibile la proposta o non c'è proprio stato un interessamento. No, guarda, cercato no. Ultimamente, poi si parla dell'ultimo anno e mezzo, perché noi fino a un anno e mezzo fa, dico noi, perché Gianni con la sua Olbia Academy ora che si è staccato, è stata proprio una scelta, ok? È stata proprio una scelta, non voler, ci ha visto lungo, non voler collaborare o mettersi alla pari di... E poi diventi complice, esatto, ti accusano di essere... Esatto, il lavoro si continua a fare per i ragazzi che, ti ripeto, ci sono, i ragazzi capaci, che hanno voglia, ci sono. Poi le competenze a Olbia ci sono. Quello dico, ci sono tante società. Si tratta di avere, perché poi sempre parlare di progetti, però se non c'è una società, un manico importante, poi quello che arriva sotto è... Anche perché, come hai detto tu, ok, la prima squadra, certo, la massima espressione, ma voi siete arrivati, la tua generazione, come hai raccontato prima, è arrivata dal basso. Se tu non costruisci nulla sotto, non è però sostenibile una prima assolutamente, squadra. Però ti dico io, tanti parlano di investire nel settore giovanile, spesso sono parole buttate così al vento, perché investire, poi è una mia opinione, qualcuno mi potrà smentire, ma investire secondo me nella scuola calcio nel settore giovanile significa, non lo devi dire, bisognerebbe farlo, e per farlo su cosa devi investire? Sugli istruttori. E l'investimento è fatto sugli istruttori, su quelli capaci, un po' meno capaci che hai, la formazione, perché poi sono loro che stanno 3-4 volte alla settimana con i ragazzi, e i ragazzi, come sappiamo, certo, ma sotto tanti punti di vista. Quindi investire sul settore giovanile significa investire, c'è una società che dovrebbe investire più risorse. È chiaro che è un programma a lungo termine, non puoi vedere i risultati in 2 o 3 anni, e ti ripeto, per questo serve pazienza da parte della società, come serve pazienza da parte dei mister nell'aspettare un ragazzo. Spesso ora è correttissimo, però si banalizza il fatto che manca la strada. Certo che manca la strada. Quanto si giocava per strada? 6, 7, 8 ore d'estate, giocavi tutto il giorno per strada. E questo è l'aspetto, soprattutto dal punto di vista motorio, che manca di più a tutti. Anche perché poi le scuole calcio hanno 6 ore settimanali. Certo. Devono cercare di ottimizzare i tempi. Ok. Però vedi ragazzi che comunque è finito la partita, loro continuano a giocare, ti capitano? Sì, la partita, merenda. E quindi vuol dire che ci sono ancora quei ragazzi, c'è qualcos'altro che non funziona, non possono essere solo gli istruttori che non sono più capaci, perché io li ricordo alcuni allenatori che ho avuto da ragazzo. E non tutti erano capaci. No, assolutamente. E non può essere stata solo... È stata tanto, la strada. Però torno a bomba, quello che ho detto all'inizio. C'era una società che ci dava la possibilità, o comunque ci faceva vedere il sogno di arrivare in prima squadra, perché senza quell'obiettivo è difficile andare avanti. Io spesso ragiono su un discorso, forse l'ho detto anche prima,
Ma se io non fossi andato a giocare a Ferrari, io avevo tanti compagni di squadra, validi quanto me, forse anche più di me. E io ho avuto quella possibilità. Cosa avrei fatto io se non avessi avuto quella possibilità? Avrei continuato a giocare o gli stimoli sarebbero andati sotto i tacchi? È quello che succede. Ora parlo del gruppo che alleno quest'anno e che allenavo lo scorso anno, che si sono visti tu conosci il torneo Selis, sì, no? sì, che sì. a livello di ormai è diventato giovanissimi, importante. prima lo facevano esordienti, e io il gruppo che alleno ora, l'annata che alleno ora sono i 2011, l'anno scorso si sono visti, avrebbero dovuto fare il Selis, invece il Selis è stato trasformato da giovanissimi, cioè da esordienti a giovanissimi, quindi loro non hanno fatto il Selis, e quindi è prima mazzata. Lo scorso anno, sai, fine stagione, l'anno prossimo ci sono i nazionali, quindi sei spinto a far bene. E si ritrovano a fare, e si ritrovano con tutto il campionato rispetto, provinciale o regionale che sia, lo stimolo è diverso. Quindi quanto è importante dare quello stimolo, quell'obiettivo ai ragazzi? Lo stimolo cosa te lo può dare qua la società? Che dimostra di far esordire dei ragazzi che meritano, chiaramente, perché poi su una rosa di 18 quanti ce ne saranno che meritano? 3, 4 magari, qualche annata di più, qualche annata 8, 9, però lo devono sentire realizzabile, perché se tu metti un obiettivo che non è realizzabile si scoraggiano subito. Certo. Ci stiamo avvicinando alla fine della nostra chiacchierata. Io solitamente chiedo all'ospite se c'è qualcosa che vuole dire, puntualizzare o raccontare che io magari nelle mie domande non sono riuscito a chiedere. C'è qualcosa, un messaggio che vuoi mandare, un qualcosa che vuoi dire, raccontare, che io magari non ti ho chiesto? Ma guarda, così non mi viene in mente tanto. Ti avrei chiesto, l'ho chiesto a Gianni, vediamo se tu sei più aperto di lui. Gli ho chiesto chi era il compagno più forte con cui aveva giocato e lui, non posso fare nomi perché poi si offendono. Ne ha detto 2 o 3, ma ho avuto la fortuna, e Gianluca ha detto la stessa cosa, di aver giocato con talmente tanti giocatori forti che veramente non citarne qualcuno potrebbe sembrare un torto, anche perché poi quando vai a pensare ai nomi è tipico che qualcuno ti sfugge. Sì. Vabbè, se dobbiamo parlare poi, se devo pensare, perché poi la mente mi porta a Olbia, Son di Olbia, ho giocato nell'Olbia, con l'Olbia ha vinto il campionato, un ragazzo con il quale sono cresciuto, perché poi ci ho fatto gli allievi, 2 anni di allievi e diversi anni in prima squadra, è quello più bello da vedere, perché poi penso a tutti, però un giocatore che ha classe lo ammiri, sai anche che il portamento è importante, certo. Se io devo dire uno su tutti, senza che nessuno, però Gianmario Rasso. Gianmario Rasso aveva una classe, era bello da vedere. Anche lui adesso fa l'allenatore, ci piacciono le cose belle. Sì, Gianmario fa lista. E non l'avrei mai detto, perché ne parlavamo anche 3-4 anni fa, che sono andato a trovarlo. Se non sbaglio gestisce ancora un bar a Tiesi. Non avrei mai detto che Gianmario, conoscendolo caratterialmente, avesse più voluto che potuto fare l'allenatore. Quindi dico, un giocatore. Poi ce ne sono stati tanti fortissimi, perché sì, io penso a Ernesto, io ho giocato con Ernesto Trudaiu, e quando giocavi con Ernesto ti sentivi protetto, cioè non ti poteva. Facevo un esempio, io ricordo i calci d'angolo, se ci mette uno sul palo e uno sul corto, io andavo sul palo e lui mi metteva sul corto, cioè potevo anche non esserci lì, lui il rinvio di testa arrivava a centrocampo. Lui quel carisma non l'ha mai perso. Io l'ho affrontato un giorno, allenava forse una squadra dell'Olbia, ci siamo affrontati da avversari, lui era l'allenatore, mi ha fatto ridere perché è venuto a giocare a Berchidda e nel tragitto dalla macchina allo spogliatoio l'hanno fermato 50 persone. Come stai? E lui ha salutato. A un certo punto l'accompagnatore gli ha detto: siamo in ritardo, se hai finito di salutare. Poi lui salutava tutti, lo conosceva chiunque. Ernesto era uno spettacolo. Tra l'altro erroneamente lui era valutato, ed è valutato da tanti come col fatto che era bello cattivo, uno scarpone. Ernesto aveva una tecnica pazzesca, destro, sinistro,
potevi chiedergli di fare tutto, solo che era stato etichettato col fatto che, ti ripeto, era uno che picchiava. Quindi magari era visto come il classico difensore che E picchiava invece e basta. no, invece Ernesto tra l'altro era un ex centrocampista, Quindi ma in piedi. campionati importanti del sud, Serie C1, Paganese, Nocerina, gli altri di Cosenza, non mi ricordo dove ha giocato Ernesto, ma ti ripeto, giocare... atmosfere Quindi, calde. dico, Gianmario Rassu per l'eleganza. l'estetica, poi sempre riferito a Olbia, Ernesto Turdaio, Massimo Mariani, ma poi non ne elenco altri perché Gianluca Siazzo, perché ne dimenticherei tanti. Gianni. Ricordo prima... Gianni? No, Gianni ti ho detto quali erano le sue qualità, è un bel giocatore anche lui, però indubbiamente rispetto a tutti quelli... Ernesto era un giocatore che... Perché poi io ho giocato con lui anche in C, con l'Olbia, ed erano gli anni che precedentemente avevo vissuto Ferrara, avevo visto giocatori importanti tra Serie C1 e Serie B. Ernesto era uno che lì Che ci stava alla non grande. ci stava per scelta, Certo, cioè era stava Olbia Olbia. per scelta, non per altro. Poi quindi giocatori importanti visti fuori ce ne sono tanti altri, ma tanto... Allora ti faccio le ultime due prima di salutarci, che adesso mi hai incuriosito. Fai l'allenatore, si sa che gli allenatori a volte sono antipatici, a volte da calciatore ti sarà capitato di avere qualche scaramuccia. Qual è, se vuoi fare il nome, se puoi raccontare un episodio, se non vuoi fare il nome magari per privacy, un allenatore con cui puoi aver avuto un episodio o qualcuno che non ti è andato a genio? Questa è la prima domanda. E la seconda, qual è il campo più caldo dove hai giocato? Poi ti dico quella che mi ha detto Gianluca, vediamo se è lo stesso. Allora, partiamo dall'ultima. Il campo più caldo, io dico che per il tipo di caratteristiche che avevo io poi, non ne ho vissuti tanti campi caldi, o perlomeno li ho vissuti nel momento, perché io ho fatto il girone sud con Gianluca, con Massimo Mariani, con l'Olbia, però dopo 7 giornate ho rotto il crociato, quindi era il girone poco. Ma ho giocato poco, e tra l'altro era il girone d'andata, che è tutta un'altra musica. E quell'anno io vedevo, dopo che ho rotto il crociato, vedevo quindi tutte le partite interne al Nespoli, vedevo l'Olbia e la domenica successiva vedevo il Tavolare, vedevo delle... Non era calcio, battaglie, ma cose che non avevo mai vissuto. Campocaldo, ma io credo... Gianluca ha citato un campo, vado a memoria, forse la finale o semifinale scudetto di Serie D, ha detto c'era questo campo, non mi ricordo adesso la città, dove c'erano i tifosi dentro una gabbia e la gabbia era dietro la porta. Ti lascio immaginare. Io credo che fosse l'anno di cui ti parlo io, e non so se Palma Campagna o da quelle ha detto chiusi dentro questa gabbia sì, che ci urlavano qualsiasi cosa. No, io ho fatto una finale nazionale Beretti con la Spalla, era proprio la finale nazionale, dopo aver giocato col Parma e col Como, ci è capitato il Nola. Ora, probabilmente non ricordo qual era la partita d'andata, se da noi o da loro. Comunque da noi a Ferrara è finita 0-0. Là non siamo neanche scesi in campo. 3-0. Campo in terra battuta, spogliatoi 3 metri quadri. Vi dovete cambiare a turno. No, è lì la quelli pagavi. le vincevano prima delle partite. Sì, e nella nostra squadra c'erano giocatori che poi hanno fatto carriere importanti. Però quello che era, nonostante fosse, ti ripeto, il campionato Beretti, era la finale nazionale, erano 2 anni dopo che fece il campionato primavera, a Nola c'erano 3.000 spettatori, campo in terra battuta e accoglienza bellissima. Stai prendendo tempo, ma io ho la domanda sull'allenatore. Ma in realtà io non ho mai avuto, credo di non aver mai avuto screzi con gli allenatori che ho avuto. Magari ho avuto qualcuno, ma sono anche pochi con cui non condividevo determinate... Allora ti faccio la domanda opposta. Però, da quale allenatore ti sei sentito più valorizzato come caratteristiche da calciatore? O che magari ti ha fatto rendere...
di più? Guarda, se parlo di quando ero ragazzo, vabbè, lascia stare gli allenatori che ti hanno formato fino a giovanissimi allievi. Un allenatore che a me ha dato tanto, Franco Colomba. Prima di venire a Olbia io l'ho avuto come allenatore nella primavera della SPAL. Poi era un giocatore importante, lui è stato un giocatore importante a livello di Serie A. Un ex centrocampista, io facevo il centrocampista centrale, quindi dal punto di vista tattico mi ha proprio stravolto. Ricordo, lo raccontavo l'altro giorno a un ragazzo dei miei, un giorno mi dice Spaneddu, perché poi mi chiamava così ogni tanto, Spaneddu, io ti sono venuto a vedere l'anno scorso, cioè non sono venuto a vedere te, ho visto la squadra, il passaggio più lungo che facevi erano 5 metri. Da lì in poi ho scoperto di riuscire a calciare anche di più. Anche meglio di come faceva Lui, Gianni. Grande carriera, è arrivato... Sì, lui poi l'anno dopo, io rimasi a Ferrara quell'anno perché parlai con lui e insomma io dovevo rimanere tra primavera e prima squadra. Invece il giorno prima della partenza e il ritiro mi arriva una telefonata da Francesco Soggiu a casa e mi chiede: Pier, cosa mi dici di Franco Colomba? E lì mi sono ghiacciato. Perché mi stava facendo questa domanda? Cosa vuoi sapere? Com'è? Perché lo stiamo prendendo? Ho detto no. Io ero rimasto lì perché poi sai quando c'è sintonia con un allenatore, la fiducia dell'allenatore è importantissima. E invece lui è venuto a Olbia. E lui è venuto all'Olbia ed è il primo anno, ed è l'anno che l'Olbia ha rischiato di andare in Serie C, prime 5 partite, 5 vittorie, il Nespoli pieno. Ricordo ancora in pullman nelle trasferte, allora c'era il Milan di Sacchi. Noi in trasferta, mentre si andava in trasferta, lui ci faceva videocassetta, ci faceva vedere che le partite, il pressing, come uscivano i giocatori, e questo ti parlo ma poi ne ho avuto tanti, Guido Carboni, Massimo Mariani, Ernesto Trudaio. Come quello che aveva consigliato Colomba. Sì. Era un ma episodio... non sono capace. E poi un allenatore che mi ha dato tanto in quegli anni, che inizialmente non ho valorizzato, cioè non ho dato peso a quello che mi ha lasciato, è stato il primo allenatore che ho avuto in primavera a Ferrara, si chiama Gigi Pasetti, un ex giocatore importante a Ferrara e comunque ha fatto la Serie A. E ricordo a livello di primavera, per dirti quanto è trascurato ora questo aspetto, che poi si lega a quello che faccio io, l'aspetto tecnico. Io ricordo che ogni singolo allenamento iniziava con 15-20 minuti di attivazione tecnica, un giorno col pallone. Quindi era già avanti. Lui mi parlava di Viscidi, ora sappiamo tutti che è Viscidi, no? Lui me ne parlava nel 92-93 e mi parlava della scuola jugoslava, ci parlava della scuola jugoslava. E ti ripeto, ogni singolo allenamento era fatto di 15-20 minuti, il riscaldamento, un giorno col pallone, l'altro giorno con la palla ritmica grande, poi piccolina, lì per lì dicevi ma che cavolo stiamo facendo qua? Quindi tutti i tipi di controlli, finte e controfinte. Quindi magari ancora il riscaldamento classico a secco. No, noi con lui mai fatto. No, dico, qua esatto, era sì, così. ma qua lo vedi ancora determinate. Solo che a quel lavoro dai il valore e dopo ti rendi conto in campo, cavolo, io questa cosa qua la faccio così bene perché l'ho fatta migliaia di volte senza rendermi conto. Poi magari dal punto di vista tattico non ci aveva dato tantissimo, però curava di più questo aspetto e quello ce l'hai, Certo, una volta che è tuo lo devi tenere allenato, però una volta che ce l'hai, quindi allenatori bravi ne ho avuti tanti, però questi due per questi aspetti. Poi allenatori di prima squadra tanti. E non ho uno col quale non ho avuto un brutto rapporto, credo di non averlo mai avuto. Va bene, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata. Io ringrazio te, è stato un piacere. Ho conosciuto cose che non sapevo, ne ho confermato altre che invece sapevo. Ti faccio l'in bocca al lupo per la stagione. Abbiamo scoperto prima di essere nello stesso girone, quindi ci possiamo anche salutare in campo. Ti auguro e auguro all'Olbia, perché è una cosa che ho sentito veramente da tutti, questa ferita aperta. Ma sì. Perché, come abbiamo detto prima, è vero che è solo calcio, io credo ma non è solo calcio. Il bene dell'Olbia per uno per un tifoso dell'Olbia, per un giocatore, ex allenatore,
credo che sia quello che tutti vogliamo, e questo è veramente un momento, ti ripeto, brutto, e speriamo che passi il più possibile, anche perché poi si creano delle situazioni balorde, impensabili, che uno che ha giocato per l'Olbia, ci è cresciuto, e possa non volere il bene dell'Olbia, però dai, speriamo che anche per che si venga noi fuori. Piccole realtà del circondario, avere l'obiettivo di poter essere visto da una società importante, che non è per forza il Cagliari, che ha 300 chilometri, e che i posti sono limitati. Anche un ragazzo, come hai detto tu, l'ambizione di poter dire posso arrivare ad ambire a giocare in una squadra importante. Adesso nell'ultimo anno c'è chi ha esordito e ha fatto gol al Marrazzo, 2007. Siamo felici di questo, ma ce ne saranno tanti altri, ce ne potrebbero essere anche tanti altri. Speriamo che si risolva al meglio per il bene di tutti. Io ti ringrazio ancora una volta, ringrazio voi che ci avete seguito, la GL Produzioni che ci permette di andare in onda, e non ci resta che darvi appuntamento alla prossima puntata. Faccio un giro, versano un po' di